Ci sono alcune cose che tendiamo a dare per scontate quando pensiamo al linguaggio. Ad esempio che il linguaggio sia un mezzo di comunicazione della specie umana e non anche, o forse addirittura originariamente, un sistema di organizzazione e di strutturazione del nostro pensiero. Parlare, nel senso di articolare linguisticamente il pensiero, ci serve per comunicare con gli altri, ma ci serve anche per riflettere restando con noi stessi, cioè senza interlocutori. In modo simile siamo abituati a considerare l'espressione scritta del linguaggio, cioè la lingua scritta, insomma, essenzialmente come un raffinato e potente mezzo di comunicazione interpersonale. Un testo scritto prevede dei lettori, proprio come un enunciato parlato prevede di norma degli ascoltatori. E a differenza del parlato, perlomeno prima che fosse possibile registrare il parlato, lo scritto ha la possibilità di rimanere scripta manent, dicevano gli antichi, di rimanere nel tempo e di essere riletto da persone diverse e in tempi diversi. Insomma, di avere un pubblico attraverso il tempo. Sono cose assolutamente note. Ma è un dato di fatto che molti testi non si scrivono per uno o per più destinatari e non si scrivono pensando a un pubblico. Si tratta di una circostanza sempre più normale, sempre più abituale in una società, in una epoca come la nostra, in cui la maggior parte della popolazione usa abitualmente la scrittura. Molto di quello che scriviamo non è rivolto ad altri se non a noi stessi. Appunti, promemoria, abbozzi, brogliacci. Capita che scriviamo a noi stessi per prescriverci qualcosa, per esempio di fare un'azione, di acquistare qualche cosa o di andare da qualche parte, oppure per ricordarci insiemi o liste di elementi che non riusciremo a tenere a mente a lungo, che rischiamo di dimenticare. Capita che scriviamo a noi stessi solo per chiarirci le idee, per schematizzare e ordinare quello che fluttua disordinatamente nella nostra mente. E se pensiamo alla struttura che diamo a questo tipo di testi, beh, può trattarsi di una singola parola, di un sintagma, ad esempio di un sostantivo eventualmente accompagnato da un aggettivo, oppure più spesso da un verbo, o anche da un pezzo di frase, un frammento di una costruzione più complessa, oppure ancora di una frase o addirittura di più frasi compiute, di un vero testo che tuttavia ha una struttura tipicamente diversa da quella che daremmo a un testo pensato per essere compreso da lettori diversi da noi. Si tratta dunque spesso di parole isolate, di verbi lasciati all'infinito, di imperativi secchi, privi di qualsiasi formula di cortesia, già che di solito non si è cortesi con se stessi. E può capitare di riferirsi a se stessi in prima persona, cioè un io che parla di io, oppure di sdoppiarsi e di avere quindi un io che parla a un tu che legge, il quale peraltro è sempre io. Oppure può capitare di evitare qualsiasi riferimento personale scrivendo testi in cui mancano riferimenti a chi scrive e a chi legge, come peraltro capita anche nei testi normali, ma in modo tipicamente diverso. Di recente ho proposto di chiamare egotesti i testi di cui si possa supporre o più raramente dimostrare, è difficile dimostrarlo, che sono stati scritti da qualcuno che immaginava se stesso come unico lettore possibile. Sono testi rari, nel senso che normalmente questi testi non si sono conservati, non sono fatti per durare. Oggi spesso li affidiamo a foglietti volanti che di norma vengono buttati, oppure a quaderni che una volta riempiti vengono eliminati, o ancora a supporti elettronici che però periodicamente cancelliamo con un clic. È stato così anche nel passato, naturalmente a parte quest'ultima categoria, ma questo non ha impedito la conservazione, in alcuni casi, di solito una conservazione accidentale, di questo genere di testi. Il loro recupero, il loro censimento, il loro studio ci servono innanzitutto per capire come scriviamo quando scriviamo
solo per noi stessi, cioè immaginando di non essere letti da nessun altro. Ma ci servono anche per riesaminare una questione molto importante negli studi sulla storia delle lingue. Molto spesso e quasi automaticamente siamo portati a credere che nel testo scritto tutto quello che non è tipicamente scritto, cioè che non risponde ai caratteri canonici dello scritto, altro non sia se non una irruzione o una interferenza del parlato, dando per scontato che appunto è il parlato la forma più inaccurata e spontanea dell'espressione linguistica. E la controprova è che si usano espressioni come parlare come un libro stampato, intendendo appunto un modo di parlare estremamente accurato e programmato, come appunto sarebbe quello tipico dello scritto opposto al parlato. Ma questo bipolarismo, questa contrapposizione scritto-parlato non tiene conto del fatto che la maggior parte della nostra produzione linguistica reale, cioè la maggior parte di quello che organizziamo linguisticamente, non è né scritto né parlato, ma semplicemente pensato. Il discorso interiore, più ancora del parlato, è la nostra quotidiana palestra della lingua, palestra linguistica. E al discorso interiore, più che al parlato, attinge direttamente la lingua scritta, le cui caratteristiche, quindi, e le cui eventuali deviazioni dalla normalità o dalla compiutezza dello scrivere vanno ricondotte forse piuttosto al linguaggio interiore che al linguaggio parlato, come di solito invece si fa. È un territorio largamente incognito, in cui credo si possa gettare luce anche attraverso lo studio di quelli che ho chiamato egotesti.